Nel palinsesto del nostro canale regionale ci sarà anche un programma dedicato all'arte e alla Sardegna, che si chiama appunto Arte e Territorio. La sua conduttrice è Sara Magia ed è una blogger professionista. Via col programma. Buonasera, sono Sara Magia e curo la rubrica Arte e Territorio per Canale Italia Sardegna. In questo programma parleremo delle eccellenze dell'arte in tutte le sue forme e del territorio. Oggi vi presentiamo una persona che ha avuto il coraggio di realizzare il suo sogno. Lui è Luca Valdés, ha 36 anni, è originario di Monserrato e ha autoprodotto il suo primo film. Grazie di essere qui con noi, Luca. Grazie a voi. Luca, com'è nata la tua passione per la regia e la sceneggiatura? Dunque, diciamo che per me il cinema nasce da bambino, trasmesso da mia madre. Con lei ho sempre guardato tantissimi film, però non ho mai pensato di fare una professione fino all'età di 25 anni. A 25 anni ho iniziato ad approcciarmi con la fotografia, tra cui ho fatto il mio primo corso qua a Cagliari, ma non era abbastanza. Quindi decisi di accoppiare fotografia e cinema e di conseguenza trovare un mestiere, tra cui il direttore della fotografia. Non essendoci corsi specialistici qui in Sardegna, avevo due opzioni, Roma o Milano o direttamente Londra, quindi scelsi Londra. Da lì mi spostai per frequentare il primo corso. Oltre al direttore della fotografia mi chiesero anche di fare il master per regia cinematografica e di conseguenza ho portato a termine anche quello. Diciamo che è nata principalmente da una domanda semplice che ci poniamo tutti: che cosa vuoi fare nella tua vita? Un po' per caso, un po' per determinazione è nato questo progetto. È nato questo bel progetto. Da quanti anni hai fatto il corso, Luca? 2013-2016, 3 anni. 3 anni, quindi nel 2016 hai terminato Sì, questo sì. corso. Ok. Tu in questo film hai appunto, l'hai ambientato nell'Ottocento in Sardegna. Esatto, Sappiamo che si intitola Aradia. Ce esatto. ne vuoi parlare? Sì. Dunque, diciamo che principalmente come prime opere i filmmaker tendono a buttarsi sull'horror. La prima cosa che ti insegnano è come spaventare le persone nel mondo del cinema, cosa oggi è molto difficile, siamo abituati a tutto. Sì. Quello che volevo fare con Aradia è creare una paura emotiva. Non basta il classico jump scare all'americana, la porta che sbatte e di conseguenza arriva lo spavento, perché quello è uno spavento fisico. Io voglio che lo spettatore quando esce dalla sala rimane esterrefatto, cioè quantomeno gli rimane impressa quella paura e quell'angoscia della serie dormirò stanotte. Quindi abbiamo cercato di scavare nella mente delle persone quando è stato scritto. Ok, a che punto siete con la produzione e che difficoltà e che esperienze particolari hai avuto durante... Allora, difficoltà parecchie perché è un film, tra virgolette, a zero budget, anche se i film a zero budget non esistono, perché tutti i soldi che abbiamo investito, li ho investiti ovviamente lavorando, quello che ho recuperato l'ho investito tra attrezzature, abiti, noleggio dei posti e via dicendo. Difficoltà principali sono state sicuramente nel trovare gli attori giusti, persone di cui potersi fidare, persone che credevano nel progetto e che da 3 anni a questa parte mi seguono, perché anche durante lo stop del Covid abbiamo comunque continuato a lavorare. Oltre a quello la ricerca delle location, chiedere comunque, contattare i vari comuni, eccetera, per poterci dare strade, case e ambienti dove ambientare il film. A proposito, ricordo che c'è stata una collaborazione anche con un paese, con gli abitanti di un paese, se Sì, non erro, sì, vero? Questa è esatto. è Al una momento stiamo curiosità. lavorando col comune di Tuili tramite il vice sindaco Maurizio Concas e il sindaco che ci hanno dato piena disponibilità per quanto riguarda tutto il paese, sia come strade, perché ovviamente dovremo girare anche le esterne, quindi nelle vie di Tuili, sia per le case, quindi vari ambienti ambientati in casa.
Insieme alla Proloco, insieme a Visit to Ely con Matteo Tola, loro ci stanno aiutando per tutte le disponibilità che ci servono. Ah, benissimo. Allora, questo film si prevede che uscirà più o meno in che periodo? Quest'estate. Quest'estate Sì. sarà terminato Sì, sì. e quindi cosa ti auspichi per il futuro? Eh, Sinceramente non lo so perché. Diciamo che ci sono molte persone che intraprendono questa carriera principalmente per fare soldi, mettiamola così, perché comunque si sa che il cinema è remunerativo. A me piace filmare, cioè, Sei un ovviamente, purista, diciamo. ovviamente sì, ovviamente l'investimento vuoi comunque recuperarlo, però principalmente noi puntiamo alla distribuzione in sala. Insieme a tutti i miei collaboratori, tutti gli attori, Tiziana Saba, William Carazanda, Carla Longi, Luca Lobina, Salvatore Marras, tutte queste persone, cioè, speriamo di vederci in sala, assolutamente. Carmen Mocci, Carmen tua Moci, moglie. esatto, no, la mia compagna a settembre dell'anno prossimo ci Ah, sposeremo. ero convinta che eravate Non ancora. sposati. Anche Torre Brasu, assolutamente, che loro sono i ragazzi di Ottana che fanno le comparse, mi aiutano tantissimo, assolutamente. Senza di loro non avrei potuto realizzare niente, anche perché il bello del cinema è che ti aiuta, unisce le persone. Ma questi ragazzi di Assolutamente. Ottana sono attori specializzati oppure... No, però hanno fatto molte comparsate in vari altri film. Ah, Anche Luca interessante. Lubina lavora molto come comparsa, ha lavorato molto nell'ultimo film di Paolo Zucca. Ah, Sì, che anche ha dobbiamo girato da sentire. poco in Costa Smeralda con Muccino. Ah, Sì, bene. quindi è molto capace, molto in gamba. Però anche gli altri mi lasciano senza parole perché sono veramente fenomenali. Sì. Calzano veramente nel personaggio e lo fanno loro. Tiziana, Artemide lo stesso, Artemide Tauridea, fenomenale. William che interpreta la parte del notaio è spettacolare, ma poi ripeto, è un bellissimo gruppo, nonostante passimo molte ore sul set, si parla anche di 12-14 ore, Ah, tantissimo. lavoriamo veramente molto molto bene. Siete in armonia, Sì, insomma. sì, sì, sì. Questo sicuramente si percepirà poi nel film. Non ho menzionato una persona che sta fuori. Ci siamo conosciuti durante la pandemia, che per il film è importantissimo, è il mio compositore, Gabriele Di Girolamo. Ah, sì. Sì, lui è stato il primo laureato nel suo corso in una scuola di musica a Roma ed è specializzato proprio nella composizione di colonne sonore per film. Ah, perfetto. Tutte le musiche e i suoni e i doppiaggi che sentirete nel film sono opera sua. Cioè, con lui praticamente lavoriamo in sintonia, riesce a Perfetto. trasformare le parole, le immagini che io gli dico in musica. Bravissimo, quindi, Fenomenale. wow. Sì. Sia la sceneggiatura o il girato del film. Se il film piace, il film te lo comprano. Per quanto riguarda poi la distribuzione del film, hai trovato difficoltà? Diciamo, come ambiente la Sardegna, secondo te, offre comunque opportunità dei giovani registi che vogliono intraprendere questa attività? Ti posso rispondere con un no secco. Purtroppo il territorio, per mia esperienza, non aiuta i giovani registi a poter emergere in questo settore. Io ho provato vari canali, inviando la sceneggiatura oppure chiedendo uno scout manager per trovare le varie location, ma non ho mai avuto risposta. Di conseguenza mi sono armato da solo, quindi ho deciso che una volta finito il prodotto verrà presentato ai vari concorsi, ai vari distributori per essere venduto, quantomeno distribuire in sala, perché parliamoci chiaro, noi il film lo vogliamo in sala, anche se magari saranno soltanto una sola proiezione, però lo vogliamo vedere in sala, assolutamente. Lo scopo principale è questo. Purtroppo, anche parlando con i vari filmmaker, vari colleghi, c'è molto, non dico astio, però comunque è davvero difficile che persone nate e cresciute qua in Sardegna trovino strada, nonostante cerchino di valorizzare il territorio, perché io è questo quello che sto Certo. facendo. Ho inventato una storia
anche per non cadere nei classici cliché sardi, pastorizia, banditismo, sì, ok, fa parte della nostra cultura, ma c'è anche altro. Quindi perché non inventare una storia scritta di sana pianta e utilizzare le location meravigliose che offre la Sardegna? Infatti. Perché noi abbiamo cercato paesi storici, boschi, coste, laghi, fiumi, è questo quello che conta. E perché non raccontare una storia a livello cinematografico stile americano? Perché questo è quello che stiamo facendo. Chi guarderà il trailer noterà subito che l'impronta è americana, non è sicuramente italiana o quantomeno sarda. Ho capito. Molto interessante. Grazie Luca, è stato molto Grazie a voi per la interessante. disponibilità. Passiamo la parola alla regia e vediamo il trailer. Prendi questo, mi raccomando, fate attenzione. Bene, per oggi è tutto, buona serata e a presto. Ciao a tutti.